Un bilancio sicuramente positivo dal punto di vista sanitario, quindi non ci sono contagi, le terapie intensive si sono finalmente svuotate. Una settimana storica per il Veneto. Per la prima volta, martedì 9 giugno, si sono azzerati i malati Covid nelle terapie intensive di tutta la regione. Un segnale importante, c'è profumo di ritorno alla normalità anche a Vicenza. Si torna a una normalità che aspettavamo da tempo, adesso si tratta però di vivere con attenzione e precauzione tutte le misure che ci sono state date rispetto alla sicurezza, quindi al distanziamento, all'utilizzo delle mascherine. Quindi da questo punto di vista un risultato positivo e speriamo che quest'estate si possa ripartire pienamente e poi da settembre finalmente anche le scuole tornino ad essere vive e piene di ragazzi e ragazze. Purtroppo però l'economia resta malata. Ha bisogno di ossigeno, di investimenti, di aiuti dal governo. Palazzo Trissino fa la sua parte, ha congelato il pagamento delle imposte comunali e la Giunta ha previsto orari più flessibili per gli artigiani e plateatici più larghi per i locali. Stiamo lavorando per aiutare le nostre famiglie e le nostre imprese, dando loro servizi e andando loro incontro con misure che prenderemo anche nelle prossime settimane per aiutare soprattutto le attività riprese e soprattutto quelle che sono state chiuse nel periodo di lockdown e quindi presto presenteremo ulteriori misure economiche a sostegno delle attività produttive vicentine.